Buongiorno e benvenuti da 7 in punto. Buongiorno al nostro ospite Giuseppe Romano, presidente di Ambi Veneto, Associazione Nazionale delle Bonifiche del Veneto. Sabato inizia la settimana nazionale della bonifica e dell'irrigazione, tradizionale appuntamento. Per chi non sapesse di che cosa si tratta, vogliamo fare un breve riassunto. A che edizione siamo arrivati? Siamo arrivati alla 16ª edizione, quindi iniziamo ad avere un certo palmarès di situazioni. È nato in un momento in cui i consorzi erano messi al centro di notevoli critiche rispetto alla loro funzionalità. Credo che a distanza di 16 anni abbiamo raggiunto parzialmente, perché è difficile dire centrato al 100% il nostro obiettivo, è quello di far conoscere il lavoro, l'operatività, la quotidianità dei consorzi di bonifica, quindi aprirci all'esterno, aprire le nostre idrovore, le nostre cattedrali dell'acqua, le nostre centrali idroelettriche, i nostri passaggi, paesaggi, i nostri canali, per far capire cosa fanno 24 su 24 i consorzi per 365 giorni all'anno, i consorzi di bonifica in Italia, in Veneto in modo particolare. Lei ha anticipato proprio una domanda. In Veneto sappiamo, no, che i consorzi di bonifica sono stati durante gli anni messi o in auge o sul banco degli imputati, proprio da parte di quello che poi è l'organo da cui emanano, no, i consorzi di bonifica, proprio dal Consiglio regionale del Veneto. A che punto è la situazione? Non voglio sapere da che punto di vista gestionalmente e politicamente, ma proprio la vostra funzione. Finalmente è stato assodato che il vostro ruolo è necessario. Diciamo che un elemento a vostro favore l'ha segnato l'alluvione del 2010. Quello è stato lo spartiacque drammatico che però ha permesso di evidenziare che era forse una polemica inutile. Attualmente i consorzi di bonifica che cosa rappresentano e come sono strutturati a livello istituzionale, proprio per far capire a chi magari non sapesse e che riceve la cartella, no? Davvero? So che io batto sempre su quegli elementi, però è importante capire, paghiamo per che tipo di servizi e chi siete, chi rappresentate. Allora, ringrazio della domanda perché è proprio centrale rispetto a una serie di questioni. Cerco di essere molto breve. Innanzitutto i consorzi di bonifica non sono enti pubblici, sono realtà, io le chiamo imprese, gestite da privati, quindi da cittadini, da contribuenti, assieme, in un consiglio di amministrazione nuovo con la nuova riforma, assieme a dei delegati dei sindaci, a delle province, per quello che saranno le province, poi cosa succederà non lo so, a un rappresentante della regione, e si autofinanziano, cioè noi non prendiamo un centesimo da nessuno, ci autofinanziamo con i contributi di bonifica, con i contributi di irrigazione, e al territorio chiediamo delle risorse e a questo territorio ritorniamo le stesse risorse. Quindi rispondiamo direttamente del nostro lavoro, rispondiamo direttamente ai contribuenti cittadini, ai proprietari degli beni per cui diamo questo tipo di opportunità. Quindi da questo punto di vista è facilitato il nostro lavoro, perché sanno tutti sanno chi è il presidente, tutti sanno chi è il consigliere, e tutti sanno che a fronte di un pagamento ricevono, fra parentesi, un beneficio. Quindi questo è fondamentale. Ma la cosa che più ci inorgoglisce sono due. La prima, siamo stati le prime realtà a fare fusioni che hanno portato risparmi importanti direttamente sulle bollette dei contribuenti, perché, come le ripeto, a fronte di una cifra di costo, che è il costo di gestione del territorio, noi ribaltiamo. Quindi abbiamo risparmiato a livello regionale, dopo un anno di applicazione della legge, 5 milioni di euro e li abbiamo riversati in opere, in produttività e in salvaguardia del territorio, in difesa idraulica del territorio. Voi siete delle imprese private a cui gli organi istituzionali hanno affidato la gestione del territorio? Perché un collegamento non è che voi siete totalmente privati, avete deciso, noi ci mettiamo, i cittadini scelgono, c'è una legge regionale, no, che vi istituisce. So che magari torno agli elementi basilari, no, ma per far capire che a voi è delegata la gestione del territorio, la gestione idrogeologica, in quali termini? La gestione idraulica delle acque superficiali, non quelle sotterranee, non quelli degli acquedotti, quindi la parte superficiale, gran parte, tranne i grandi corsi d'acqua principali. Qui ragioniamo del Brenta, del Bacchiglione, quelli sono rimasti in capo alla regione attraverso i loro organi e i loro bracci operativi. Noi siamo questo misto
tra pubblico e privato. Noi la gestione e la manutenzione di queste opere le facciamo attraverso i soldi. Praticamente la Regione ci ha dato in affitto, fra parentesi, questi canali da gestire e noi ribaltiamo questi costi di gestione, siamo come un grande condominio, ribaltiamo questi costi di normale gestione ai contribuenti. Siete gli amministratori? Siamo gli amministratori di questi grandi condomini, quindi questo noi facciamo. Poi quando c'è e ci sono delle situazioni di emergenza di grandi lavori straordinari, la Regione, come un buon padrone di famiglia, ci dà in lavori in concessione e questo noi facciamo. Le do un dato che è estremamente importante, al di là delle querele e delle questioni di soldi avanzati, cui io non entro perché ho superato questa cosa. Do un dato però estremamente importante. Dal 1° di gennaio a fine anno noi ipotizziamo di spendere tra risorse proprie dei consorzi, anzi solamente di risorse in lavori in concessione dalla Regione, quindi la grande operatività dei consorzi, oltre 30 milioni di euro in sicurezza idraulica. Stiamo tentando di approcciarci a un nuovo progetto nazionale dove cercheremo di portare a casa il massimo delle risorse per l'irrigazione in Veneto. Si parla di 300 milioni a livello nazionale, dove speriamo di riuscire a portarci a casa dai 50 ai 60 milioni di euro. Che cosa pensate di fare con questi 60 milioni di euro? Allora, questa è soprattutto irrigazione, pensiamo di ridurre i prelevi di acqua dai fiumi, perché poi c'è una questione di carattere ambientale, c'è una questione di carattere gestionale, c'è una questione di carattere anche turistico, quindi cerchiamo di essere quel buon amministratore del condominio che cerca di capire le problematiche di un territorio e a queste problematiche cerca di dare delle risposte, per cui gli investimenti vanno a dare quelle risposte che il territorio necessita bisogno, una sua visione più completa e globale, non fermandosi alla semplice frazione o al semplice comune, guardando in un disegno un po' più ampio che riguarda sicuramente un ambito territoriale omogeneo. Migliore irrigazione, meno spreco? Migliore irrigazione, minor utilizzo dell'acqua, che poi ha una doppia realtà, rimane più nei fiumi, rimane più nei bacini montani, dà la possibilità di poterla utilizzare in altre realtà dove non c'è l'acqua per produrre cibo irriguo, quindi produrre tutti quei prodotti che quotidianamente noi mangiamo. La qualità del cibo è legata spesso e volentieri alla qualità dell'acqua che noi usiamo e alla quantità di acqua che noi usiamo. Il Veneto è una delle regioni che, lo dicono negli ultimi recenti dati, che l'agroalimentare è una delle realtà che ancora cresce a doppia cifra, sia dal punto di vista produttivo, sia dal punto di vista operativo e di manodopera. E chi ci accusa di usare dell'acqua troppo buona per l'irrigazione? No, noi usiamo acqua non certamente potabile, attenzione, noi non usiamo l'acqua potabile, anzi noi siamo di supporto alle aziende, alle multi-utility, perché è evidente che dove arriviamo a portare acqua tra parentesi non buona, quindi non potabile, e la sostituiamo, ad esempio i giardini di casa. Nel mio consorzio abbiamo oltre 12.000 concessioni, cioè 12.000 abitazioni che usano l'acqua irrigua per irrigare i giardini e non l'acqua di rubinetto, che ha dei scompensi importanti sia dal punto di vista dei costi, del trattamento dei costi, sia dal punto di vista appunto della qualità, quindi è importantissimo. Come si fa, avendo un giardino, per accedere all'acqua irrigua e non utilizzare l'acqua del rubinetto, perché le canne con cui si innaffiano i giardini poi spesso sono attaccate all'acquedotto, all'acquedotto, no? Che poi porta anche un'altra questione che poi ci dimentichiamo. Se poi questo acquedotto c'è anche la fognatura, in base a ciò che consumiamo come acquedotto paghiamo per fognatura. Allora, anche su questo devo fare un grande salto di qualità e andare molto avanti cercando di prevenire. Finché sei in campagna magari uno riesce, ma in città come si fa? Allora in città è un po' più complicato oggettivamente, non ci nascondiamo, però anche su questo oggi magari questo tempo è meno, ma nel passato aver pensato, aver strutturato tutte le lottizzazioni con una doppia possibilità, quindi la possibilità dell'acqua potabile con dei costi di gestione e di manutenzione, ma dei costi anche vivi da parte di chi l'adopera, e un'acqua non potabile, attenzione, bisogna essere molto chiari, non potabile per altri usi, e questo credo sia una delle questioni forti su cui dovremo nel tempo andare per trovare risposte e per trovare quei sistemi che ci danno questa grande opportunità. Pensare a avere 2 rubinetti in casa, o perlomeno in giardino un rubinetto che attiene... A casa mia ho 2 rubinetti. Però appunto, supponiamo che io avessi un giardino in città, come faccio adesso e volessi dire voglio avere l'acqua irrigua, dove mi attacco?
al tram in questo momento. Oggettivamente ci sono delle situazioni evidentemente che non c'è ancora una capillare distribuzione. Non c'è una distribuzione, però ripeto, su questo versante credo che dovremo lavorare tutti, perché ripeto, certo. l'utilizzo migliore, il migliore utilizzo dell'acqua credo sia una cosa fondamentale per questo territorio. Noi diamo tutto per scontato, siamo sempre convinti che l'acqua non manchi mai, siamo sempre convinti che tutto sia naturale, non è così. I corsi d'acqua non sono naturali, anzi gran parte in alta pianura trevigiana, vicentina e veronese sono artificiali, e quindi dobbiamo iniziare a fare un grande lavoro di cultura. Ecco la settimana della bonifica, ecco la settimana in cui noi andiamo a dire, soprattutto agli studenti, soprattutto alle nuove generazioni, adoperiamo bene l'acqua, non sprechiamola, utilizziamola bene, soprattutto non inquiniamola, perché comunque l'inquinamento porta al fatto che poi andremo di pari passo ad inquinarci le falde, a problemi poi con gli acquedotti, non dimentichiamoci la grande riserva idrica che abbiamo sotto i nostri piedi, per cui su questo noi facciamo una educazione a 360 gradi proprio rispetto a un problema che è l'acqua, ma rispetto anche a un problema di conoscenza e di prevenzione. Tutte cose molto belle, molto utili, che formano le nuove generazioni, poi però dopo la sensibilizzazione e la comunicazione, come evidenziavamo prima nella banale, che sembra banale ma banale non è, questione del rubinetto dell'acqua irrigua separata dall'acqua potabile, non ci sono delle risposte, no? E queste risposte come si danno? Risposte pratiche, in un piano proprio di interventi che non siano interventi di emergenza. L'ultima volta che ci siamo visti, credo proprio in questo tavolo, eravamo in un periodo di grande siccità, no? Prima dell'inizio di quest'anno, e c'era il timore che la siccità comportasse l'esaurimento della falda idrica, questa scorta. Credo che adesso le piogge in qualche modo abbiano un po' riassestato questo equilibrio, però appunto, al di là delle emergenze, che piani strutturali state facendo, insieme ovviamente alle altre situazioni preposte, a ciò che la comunicazione sia preparatoria, ma anche di un percorso pratico? Perché se io sono uno studente e mi dicono non inquinare l'acqua e poi leggo dei FAS, so che adesso metto il dito in una piaga, però insomma la falda acquifera che sembra che sia stata contaminata per degli sversamenti di un'azienda che produce delle sostanze, e c'è tutta un'avvertenza, una questione in corso, insomma, ma un problema che forse voi proprio come consorzio di bonifica avete evidenziato in tempi non sospetti e che adesso sta come esplodendo, no? Ecco, come fare a intervenire perché si evitino queste situazioni? Pensiamo anche a Genova proprio in questi giorni. Allora, credo che la parola d'ordine sia comunque prevenzione, la parola d'ordine sia investimenti, perché è evidente, e quindi poi ci sono delle priorità. Il Veneto, che ripeto, sembra una grande regione dal punto di vista irriguo, ha 400.000 ettari, quindi 2/3 del territorio che non hanno l'irrigazione strutturata, ha un'irrigazione di soccorso. Già questo la dice lunga su alcune questioni. Ecco perché è estremamente importante una programmazione, è estremamente importante una razionalizzazione, perché programmazione di interventi, razionalizzazione di una struttura ci consente a tutti di poter arrivare preparati con delle idee da proporre. Ecco perché stiamo lavorando per far sì che questo piano irriguo nazionale diventi sempre più una cosa strutturata, che ci sono sempre più risorse, che l'Europa, che è la nostra primaria fonte di finanziamento, che è il tema della settimana della bonifica, ci dia quelle risposte, perché non ci può, tra parentesi, solo dire bisogna fare così, metterci i limiti, perché poi i limiti vanno bene, ma poi ci devono essere le risposte per superare i limiti. Quindi il lavoro credo sia un lavoro immane, è un lavoro sicuramente da fare, per cui immane da fare per me, per i miei figli, sicuramente però iniziare un percorso. Facciamo un progetto almeno. Ma noi su questo siamo pronti. Le do un dato. Ecco, questo piano di irrigazione, no? Sì. Lei mi guarda, ma io cerco un po' di interpretare chi sta a casa e che magari, proprio perché lei diceva prima che diamo per scontato, abbiamo rubinetto e c'è acqua a iosa. Questo piano di irrigazione che cosa prevede?
Un piano di irrigazione che non sia di soccorso, ci fa proprio un'esemplificazione, cioè il piano di soccorso cosa vuol dire? Prendo l'acqua dal canale che casualmente è lì, mentre un piano di irrigazione strutturato è costruire una rete di canali che garantiscano poi anche un approvvigionamento costante e continuo, in modo che non si vada in anossia nei periodi di siccità. L'ha detto giustissimamente. Allora, irrigazione di soccorso significa che noi mettiamo l'acqua nei canali quando ce l'abbiamo, e poi la gestiamo attraverso delle paratoie e quindi l'acqua è lì, serve, si adopera. Il problema è che non è strutturato, quindi non riusciamo a dare una certezza. Cambiare il sistema da soccorso a strutturato significa dare certezze. Certezze significa consegnare la possibilità, primo, all'azienda agricola, quindi a un territorio, all'agricoltore, di produrre prodotti diversi, più confacenti al mercato, perché poi questo è mercato. Secondo, iniziare una programmazione, che lo stavo dicendo prima, anche del famoso doppio rubinetto, cioè in una realtà dove non riesco nemmeno a garantire l'acqua per i terreni agricoli, pensare di avere l'acqua anche per gli altri usi è già un passo successivo, per cui il piano irriguo nazionale, che ripeto oggi è poco dotato, nel 2007 l'ultimo piano era di 1,5 miliardi di euro, oggi di 300 milioni, è un quinto, veda lei. Quindi, quanto servirebbe per fare gli impianti per un piano irriguo nazionale strutturato? Guardi, io credo che nemmeno uno zero dopo i 300 milioni servirebbe, appunto perché non è solo escluso una questione di risorse, è una questione che di tempi, perché poi certo, immagino non è che poi fare una rete dalla sera alla mattina riusciamo a ragionare. Mentre la situazione di soccorso al limite uno arriva con un Canadair e riempie un canale. Sì, è un po' più complicato di così, però vabbè, è un po' scusi così. se banalizzo. No, però vede, noi abbiamo progetti cantierabili, significa progetti pronti, se finanziati, ad essere eseguiti sono 37 in Veneto di consorzi, per un totale di 190 milioni di euro. Per cui se aprissero domani mattina questo bando solo per il Veneto ce lo mangeremo tutti, solamente noi, invece questi 300 milioni sono per tutto l'Italia, per cui è evidente che c'è bisogno di risorse, c'è bisogno di intervento, c'è bisogno di programmazione, ma è evidente che la programmazione si fa con un minimo di risorse, cioè tu sai che hai X all'anno, su quelli ti calibri e ti fai una programmazione, viceversa, se vivi a spot, vivi a momenti non è... Però di necessità virtù oggi noi stiamo lavorando in quella direzione, quindi abbiamo un'idea irrigua del Veneto, ce l'abbiamo anche codificata in una serie di ragionamenti, è ovvio che lo possiamo dire la sera alla mattina, cambiamo, trasformiamo tutto, però avere un'idea di dove iniziare e dove finire, sì ce l'abbiamo, a step ed evidenti che sono poi in funzione delle risorse che poi però fanno parte, sono step di una programma organica, non sono step a spot, che questo è importante. No, di un programma organico dove ci sono delle priorità ed è evidente. Il Veneto rispetto all'Italia come si posiziona? Considerando che ha anche forse un assetto del territorio per certi versi più delicato di altre zone, penso al fatto che sia comunque un'area costiera, che abbiamo una parte di pianura alluvionale, per carità, poi uno va a analizzare l'Italia, è tutta messa un po' alla stessa maniera, ma volevo capire quali erano le caratteristiche morfologiche del Veneto in relazione allo... Se diamo un dato diciamo subito di cosa stiamo discutendo. Allora, in Italia ci sono 700 idrovore che pompano l'acqua fuori dai territori. Di queste 700, 400 sono in Veneto, giusto perché diamo se i numeri non sono un'opinione, i numeri sono numeri. 400 su 700 significa che oltre il 50% delle idrovore, che sono quelle realtà che aspirano l'acqua, quelle pompe che aspirano l'acqua, gigantesche che aspirano l'acqua quando piove, 400 sono in Veneto. Un terzo del territorio veneto, ivi compresi parte di Padova, Mestre e forse il centro industriale più importante d'Italia, il nodo industriale più importante d'Italia, sono sotto il livello del mare oppure hanno bisogno delle idrovore per l'alternanza. Per cui non è solo una questione squisitamente ambientale, è una questione anche squisitamente morfologica, economica e quant'altro. Lei pensi quindi noi siamo in una situazione particolare rispetto al resto d'Italia o ci sono altre situazioni analoghe al Veneto? Perché basta passare al 1951 per capire la particolarità del Veneto. La bonifica italiana è nata in Veneto, è nata a San Donà, per cui la bonifica italiana è partita dal Veneto e la bonifica italiana sta
esportando il suo sistema anche a livello europeo, per cui il sistema della bonifica italiana sta dando risultati importanti anche a livello europeo, però la bonifica come sistema, come leggi... Ma è nata in Veneto perché c'era una necessità in Veneto? Certamente, ecco, sì. No, Questo, è per dire che il siamo Veneto, bravi, ma anche perché abbiamo dovuto affrontare... Siamo un po' i Paesi Bassi dell'Italia. Beh, se ci paragoniamo siamo sicuramente i Paesi Bassi, non certamente con quei livelli di vischiosità, però certamente come morfologia. Sì, come morfologia si ripete. Adesso do lo spazio alla pubblicità, torniamo subito dopo il break, continuiamo a parlare di acqua, irrigazione e bonifica e della settimana della bonifica, tra pochissimo, grazie. Siamo tornati in studio, con noi ancora Giuseppe Romano, presidente di Ambi Veneto. Stiamo parlando della settimana della bonifica dal 23 al 30 aprile, aperti gli accessi ai consorzi, alle idrovore, queste mega pompe che drenano l'acqua nel nostro territorio, insomma, che hanno permesso al Veneto, che lo ricordiamo per una buona parte un terzo sotto il livello dell'acqua, di non annegare sostanzialmente. Il tema di questa settimana della bonifica è l'Europa. Lei prima un po' ha anticipato i motivi di questo tema, cioè sensibilizzare l'Europa stessa non solo a lanciare dei moniti, ma anche di dire mettiamo le risorse, perché tutti fanno presto a dire bisogna fare così cos'ha, ma ci vuole un piano strutturale dell'irrigazione. Manca solo per l'Italia o manca per altri paesi europei? Beh, innanzitutto bisogna pensare che l'Italia è un paese mediterraneo e quindi l'irrigazione in Italia ha un senso. Evidentemente in Danimarca non c'è lo stesso senso dell'irrigazione, per cui innanzitutto bisogna far capire la differenza e la diversificazione dei territori. La Spagna, la Grecia, l'Italia... in rapporto anche alle coltivazioni. Certo, ma in rapporto al clima, alle coltivazioni e ai territori ha una necessità irrigua sicuramente diversa dalla Germania stessa, ma dall'Olanda, dal Belgio. Per cui questo è il primo step, far capire che il gioco forse è un altro territorio, più bello, più brutto, a me piace di più, però questo è un altro territorio. Questo però è una diversità del territorio. Se la diversità del territorio c'è, non ci possono applicare le stesse regole dappertutto, quindi bisogna adattare le regole alle condizioni, e una volta adattate le regole, trovate le regole adattabili alle condizioni, creare le condizioni per cui se c'è un problema trovare la soluzione. Qui è evidente che se vogliamo avere più acqua, risparmiare dell'acqua, investire sull'acqua, avere acqua in qualche realtà, perché il problema è che in talune situazioni non c'è l'acqua, non c'è l'acqua per l'ambiente, non c'è l'acqua per l'agricoltura, a volte non c'è nemmeno l'acqua per l'uomo, per cui... Sì, e non stiamo parlando soltanto delle aree siccitose, la Sicilia, la Calabria, anche nel Bellunese, anche a Chioggia spesso si verifica... Ma anche negli ultimi anni con sempre più frequenza anche nel nostro Veneto, che sembra una cosa impossibile, cioè creare le condizioni per cui ci sia questo, e le condizioni sono capire i problemi, trovare le soluzioni e dare evidentemente le risorse, perché poi alla fine è importante le risorse. Come si struttura la settimana della bonifica? Lei prima ce l'ha anche un po' annunciato, è solo dedicata alle scuole? O No. È dedicata a tutti chi vuole visitare, c'è un nutrito programma diviso per giorno e diviso ovviamente per consorzio. Ogni consorzio, i consorzi in Veneto sono 11, ogni consorzio fa le proprie iniziative coordinate all'interno di una settimana, che è la settimana che va dal 23 al 30. Apriamo le nostre idrovore, apriamo le nostre centrali idroelettriche, apriamo le nostre pompe di sollevamento, apriamo quelle situazioni che noi riteniamo opportuno. Quindi ci mettiamo, mi passi i termini, in trasparenza, è una cosa su cui noi insistiamo parecchio, la trasparenza sì dal punto di vista della visibilità, ma anche dal punto di vista amministrativo. Noi vogliamo essere trasparenti fino in fondo, non ci dispiace farci guardare come dei vetri. Perché sono i nostri soldi poi, quelli che voi investite certamente sì, sono soldi esclusivamente che arrivano da ogni consorzio, arrivano le risorse, in quel consorzio vengono spese, addirittura vengono divisi anche per bacini, ancora divisi all'interno del consorzio. È un sistema di federalismo molto spinto che dà dei risultati, ripeto. Non litigate mai tra consorzi? Fra consorzi no, mai.
Andate sempre d'accordo? Sempre d'accordo. Qualcuno potrebbe dire, ma perché servono tutti questi consorzi? Non potrebbero essercene di meno? Beh, ricordiamo però che, ripeto, se tutti avessero fatto lo sforzo che hanno fatto i consorzi in questi ultimi anni, evidentemente avremo delle strutture molto diverse rispetto a oggi. Noi siamo passati dagli anni 80, che eravamo, mi sembra, 80 consorzi, poi siamo passati a 20 e con l'ultima legge di riforma 11. A 11. Ecco, 11 sono, qualcuno potrebbe dire, ma perché non 7 provinciali? C'è anche un senso morfologico e strutturale, no, perché poi il consorzio... C'è una questione idraulica, di bacino idraulico, perché è evidente... Che non è il bacino della provincia. No, non è un bacino politico-amministrativo, è un bacino dettato dai fiumi e dai corsi dell'acqua, per cui è inimmaginabile pensare, anzi sarebbe un errore mostruoso avvicinare la carta geografica politica e cancellare un consorzio di bonifica. Un'altra cosa, dobbiamo ragionare in termini di sistema idraulico e quindi con corpi idraulici, altrimenti non ci riusciremo mai, faremo un grandissimo errore. Quindi il programma che illustra l'articolazione della settimana della bonifica, leggo con un senso quasi di orgoglio le visite a quelle che voi definite le cattedrali d'acqua, cioè le idrovore. Sì, siamo molto orgogliosi di questo, siamo orgogliosi per due motivi. Il primo perché sono situazioni, cattedrali dell'acqua, che hanno letteralmente cambiato in talune situazioni il paesaggio di quel territorio. Pensi alle idrovore del Polesine, pensi alle idrovore di Codevigo, cioè pensi alla stessa presa di derivazione che c'è sul Piave a Fener. Hanno cambiato la morfologia, hanno cambiato un territorio e queste noi ce le manteniamo. Questo per noi è un grande... Siamo fieri e ne siamo orgogliosi di questo. Siamo orgogliosi perché, ripeto, noi siamo riusciti riusciamo nel tempo a dare delle risposte. Siamo riusciti in pochissimo tempo a fare delle fusioni, gli unici, imposte. Non abbiamo mai detto che era sbagliato, magari potevamo fare in modo diverso, ma la verità è che ad oggi le fusioni stanno funzionando, stanno dando risultati voluti, con risparmi importanti per i contribuenti, con risparmi importanti per la collettività, che poi la collettività siamo noi nel territorio, per cui siamo fieri di questo. Magari altri facessero come noi, quindi invitiamo anche altri a fare gli stessi percorsi che abbiamo fatto noi. Non abbiamo avuto problemi a dire eravamo 20 presidenti, siamo diventati 10. Non avevamo avuto problemi a dire eravamo 600 consiglieri, siamo diventati 200. Abbiamo fatto in nome per conto di un territorio, in nome in virtù di dare una risposta importante di razionalizzazione e questo lo stiamo continuando a fare giornalmente e quotidianamente perché questo è il nostro obiettivo, di questo ne siamo fieri ed orgogliosi. La settimana della bonifica dimostra anche questo. Quando c'è il termine bonifica, adesso torno a dei dati di cronaca, ovviamente si pensa anche all'inquinamento dovuto a cause esterne. Che tipo di ruolo potete assumere voi in questi casi? Citavo prima il caso del FAS, di queste sostanze che sono state rilevate in presenza preoccupante nel Vicentino, ma non solo, anche in altre aree. Penso all'eterna questione di Porto Marghera, ma questo termine bonifica spesso si associa, anche se fate delle cose completamente diverse, però come potete intervenire? Abbiamo fondamentalmente cambiato il nome l'anno scorso, appunto chiamandoci, non riuscendo a cambiare il logo in modo definitivo, ma dandoci quel nome che significa tutela del territorio, del paesaggio, perché per noi è diventato fondamentale questo. A volte ci dicono, ma la bonifica significa Marghera? No, è un'altra cosa. La bonifica integrale, bonifica irrigua. Bonifico è mantenimento, mentre quella che fate voi, la bonifica che si intende, bonifica da una situazione di inquinamento. Esatto. Come però potete, visto che vi occupate del mantenimento, intervenire laddove ci sono presenze inquinanti, se avete una qualche possibilità, un qualche ruolo? Intanto ricordiamoci che noi facciamo un lavoro, ripeto, oscuro e costante nel territorio, con personale tutti i giorni di campagna che quindi verificano, alla prima segnalazione vanno a controllare, vanno a vedere se gli scarichi ci sono, dove sono, quindi è un contributo sicuramente importante che diamo alla gestione della sicurezza idraulica e ambientale del territorio, perché essere sul pezzo dalla mattina alla sera
per il passato ci hanno anche criticato qualcuno che non conosce, che non conosceva, dicendoci ma voi avete, citando il mio consorzio, 50 autovetture. Sì, ho 50 Panda bianche che mi girano per tutto il territorio a controllare Quindi voi fate la rilevazione delle sostanze inquinanti, no, qualora ci fossero? Facciamo la rilevazione di tutte le problematiche che ci sono in un torrente, in un corso d'acqua. Poi è evidente che se c'è questo segnaliamo, la segnalazione la facciamo alle autorità competenti, perché vedete noi non siamo autorità competenti in questo termine, però la segnalazione di subito la facciamo i primi, sicuramente quelli che sono nel corso. Le vestali dei canali irrigui. Sì. Quindi certe segnalazioni poi alla fine partono anche da voi, no? Certamente. Siete sì. la prima Certamente sì, perché siamo lì e la governiamo tutti i giorni, insomma. Quanto è necessario sottolineare, no? Già lei prima, e io non a caso le ho fatto quella domanda, sì, che cosa significa bonifica, no? Quanto è necessario comunicare quello che si fa? Quanto alle volte un termine può creare fraintendimenti? Troppe volte. Troppe volte, spesso e volentieri, ma qualcuno mi dice ma io non ho nulla da bonificare, ma la bonifica era intesa come mantenimento e prevenzione delle alluvioni, per cui i vecchi termini, ripeto, devono essere cambiati, ci deve dare in quella modernità, noi abbiamo fatto perché riteniamo importante dare quel segnale di comunicazione, che è fondamentale, cioè la comunicazione oggi sta diventando un fattore estremamente importante, non basta solo passare dalle parole ai fatti, ma poi bisogna passare anche dai fatti a comunicare quello che stiamo facendo. La settimana bonifica è nata soprattutto per questo 16 anni fa, per comunicare, per far capire cosa facciamo, dove andavano i soldi dei nostri contribuenti, perché è doveroso che qualcuno quando paga qualcosa sappia dove vadano e sappia perché si fa qualcosa. Ecco, è un lavoro lunghissimo perché poi uno si dimentica, dà per scontato però lo facciamo comunque molto volentieri, per cui ci aggrada farlo. Dopo 16 anni di questo tipo di comunicazione, che risultati, perché bisogna fare anche un po' di autoanalisi, no, da parte del cittadino, siamo come cittadini, abbiamo capito qualcosa, siamo diventati più attenti, siamo più sensibili, come rispondono i giovani che forse magari possono essere più sensibili? Allora, due aspetti, due risposte, mi permette questa cosa. Certo. Una risposta, chiamiamola culturale, no? E una risposta poi economica. Perché però poi alla fine vanno da moda d'accordo. Sì, però se non c'è cultura non c'è sviluppo economico, quella culturale, adeguato. Cioè, quella culturale, riuscire a portare nei plessi, nel tempo, perché questa è la punta di un iceberg che nel tempo si è fatto. Noi facciamo... apriamo le nostre situazioni, le nostre cattedrali dell'acqua, anche in un periodo di programmazione. Con le scuole noi programmiamo migliaia di studenti nell'anno, non solo 20 settimane, perché poi è difficile tutta una settimana. E questo ci dà la possibilità di avere un ritorno, un feedback importante con le scuole, con il corpo insegnante, con i comuni, quindi abbiamo questo tipo di ritorno. Però mi permetta sta cosa perché poi alla fine stiamo parlando di soldi. Lei pensi... Cioè l'investimento in queste iniziative di comunicazione ritorna? Certamente, sì, le dico subito come ci ritorna. Quando noi emettiamo i nostri ruoli, i nostri contributi, lo emettiamo con il nostro nome e un semplice avviso ci porta in automatico l'incasso di oltre il 92%. Significa che ciò che facciamo poi ci è riconosciuto, perché poi... Sa, questa è una questione che qualcuno la riterrà di poco conto, io invece lo ritengo di fondamentale perché se tu fai le cose male, la prima cosa che ti contestano è il pagamento. Lei si ricorda che nel tempo ci sono stati dei problemi, li abbiamo risolti ragionando, confrontando, mettendoci la faccia, andando anche a spiegare situazione per situazione. Certamente non tutte le risposte le riusciremo a dare perché è evidente rispondere al 100%, però metterci la faccia, essere presenti, mettersi a disposizione, aprirsi a far capire determinate cose, sta dando quei risultati che secondo me sono importantissimi. Un'ultima cosa, sempre dal punto di vista però economico, questo tipo di sensibilizzazione ripaga perché tutti poi pagano le bollette dei consorzi di bonifica, ma servono anche a far risparmiare nello spreco? Oppure, perché sa, uno paga per avere un intervento d'emergenza, però sarebbe bello pagare anche perché alla fine ci sono meno interventi di emergenza perché ho capito come comportarmi meglio. Sì, paga siccome, è come che paga? Paga
molto ma molto di più, perché in questi contesti noi spieghiamo le funzioni, spieghiamo, ma noi facciamo E poi verificate un'oggettiva applicazione? Sì, ma poi oltre a questa settimana noi ci mettiamo settimane, serate all'interno di incontri pubblici con i comuni. Cioè, la cultura si sta diffondendo? Sicuramente sì, sta diventando anche pesante, perché io nel mio territorio ho 95 comuni, non riesco a fare tutti quanti in un anno, però il 50% significa che 50 serate all'anno le distribuisco in incontri nel territorio, a confronto con il territorio, far capire questo, ma far capire anche le regole, che ci sono le regole. Questo è importante. Le regole ci sono, basta solo rispiegarle, perché magari a volte ci si dimentica. Quanti vorrebbero il doppio rubinetto allora? Un'infinità. E con questo io ringrazio Giuseppe Romano, presidente di Ambi Veneto, la settimana della bonifica dal 23 al 30 aprile, ed ora vi lascio con un altro ospite e un altro argomento. Grazie.